La visita dell'onorevole Berlusconi a Catania comincia con un fuoriprogramma. A bordo di una macchina blindata, Berlusconi arriva poco dopo le 11 nella piazzola dell'aula bunker di Bicocca. Ad aspettarlo ci sono decine di giornalisti, molti quelli televisivi, muniti di arma impropria. Vediamo perché. Io non ho fatto mai affari. No, beh, lavorare comunque attività commerciali, questo sì. Aia! Senza spingere! Scipio, ma cosa fate? Tenga! Dio santo! Nei denti me l'ha dato! La microfonata maldestra, finita su Striscia la Notizia, è del collega della sede Rai di Catania, Duilio Calarco. Rivediamola al rallenti. C'è o no l'intenzionalità? Ovvio che no. Qualcuno, non so chi, mi ha spinto alle spalle, si giustificherà poi il collega della Rai, ma non dice chi. D'Alema? Fini? Il mistero resta. Alla fine della deposizione, ripresosi dal colpo, Berlusconi assolve l'incolpevole collega. Poi nel pomeriggio pausa di relax tutta gastronomica al ristorante Pagano, che gli ha preparato specialità siciliane. È lì che Telecolor lo ha scovato. Ecco l'intervista in esclusiva. Onorevole Berlusconi, appena finito di pranzare, ci dice il menù, cosa ha preso? Tutta roba siciliana, se ho capito bene. Ho preso delle cose veramente squisite. Intanto avevo da tempo pensato di passare di qui, anche perché c'è un amico che è il ristoratore di questo bellissimo ristorante, Pagano Città, e avevo un menù ormai fissato. I maccheroni alla norma erano qualche cosa che avevo già gustato e che oggi ho potuto rigustare, e poi tutta una serie di involtini, molte specialità della casa veramente particolari. Tornerà qui a Catania solo per la parte gastronomica? Io spero di tornare in Sicilia per poter restare qui qualche giorno, per poter visitare la costa, per avere anche un po' di tempo per fare vacanza, perché devo dire che sto lavorando in una maniera eccessiva. E sono sempre venuto negli ultimi tempi per delle occasioni obbligate. Mi spiace, mi piacerebbe di venire qui per delle occasioni che siano frutto di una scelta di vicinanza, di amore nei confronti di una terra bellissima. Senti, questi giorni di frenetiche consultazioni, dopo pranzo che prende, l'amaro o il dolce? Dopo pranzo prendo delle dosi di pazienza acuta e spero che faccia bene a me e al paese. Si è fatto male ai denti oggi quando è arrivato lì all'aula bunker di Bicocca, c'è stato un incidente, un fuoriprogramma. Un hypercut attraverso un'arma microfonica che comunque non mi ha steso. Già i giornali erano pronti, la Rai si scaglia contro Berlusconi, ma era una troupe della Rai. Berlusconi ha resistito e quindi il match si è vinto con la sconfitta della Rai. Senta, non oso immaginare se fosse stato un giornalista di Canale 5, qui ce n'è uno accanto a lei, che sarebbe successo? Che sarebbe continuato il Festival dei Tradimenti che impazza sulla scena politica. Grazie. Prego.